Patavini, per girarvi questo documentario sono venuto più volte al Caffè Pedrocchi. Buongiorno, questo è per lei, il nostro tagliolino Pedrocchi. Ciao Patavini, sono al piano nobile del Caffè Pedrocchi. Vi porto a visitare il caffè storico della città di Padova, quello che voleva essere all'ideazione uno dei caffè più belli del mondo. È veramente bello, io me ne sto innamorando di sala in sala, di passo in passo, come ogni bambino. Come lo feci io tanti anni fa. Anche adesso sono voluto salire sopra le leonesse di Petrelli. Adesso andiamo a vedere cos'altro ci riserva il caffè. Venite con me. Già sono bassa! Vado giù io. Vera ci ha aperto le porte a questi 33 scalini che portano al piano nobile. Esattamente, percorriamo i 33 scalini e accediamo al piano nobile del Caffè Pedrocchi. E ha tante belle sale. Sì, 8. 8 belle sale. Al momento va così, torneremo quando saremo più grandi, più belli, più attrezzati. Ciao. Prego Vera. Eccoci, entriamo nella sala Etrusca. È la prima sala, quindi ora voi la vedete come nostro ufficio e segreteria del Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, ma una volta diciamo che fungeva da guardaroba. Quindi ci sono delle colonne che potete vedere, una è finta, 2 servivano appunto per il guardaroba e c'era una piccola stufetta, ma soprattutto la più curiosa, perché in ogni sala c'è una curiosità, è questa che vi faccio vedere. Andiamo a vederla. Posso andare? Prego. Oltre a fungere da passaggi segreti, diciamo così, la scaletta è originale perché porta, adesso andiamo a vederla, allo spazio per l'orchestra. Ah. Questa è la colonna finta, l'unica colonna disegnata di tutta la sala etrusca. Trovata. Visto dall'alto, il caffè sembra un pianoforte. Ci stiamo spostando nella sala greca, famosa per l'affresco qui dipinto che rappresenta l'uomo di Platone e diciamo che raffigura una scena ironica e iconica dove Diogene porta un gallo spennato proprio per rappresentare l'uomo che chiamavano l'uomo bipede senza piume. Ecco, perfetto. Ci troviamo nella sala romana, ovviamente si chiama sala romana perché gli affreschi rappresentano Roma. Sono sotto il lampadario della sala romana, non so se lo sentite in camera, penso di sì, c'è un eco incredibile, bellissimo parlare qua sotto. Adesso quasi quasi, se mi perdonate, sto un po' qua ad osservare gli affreschi della città romana e ci vediamo dopo, ciao. Questa è la sala ercolana, sono tutti originali, quindi tutti e 4 i tavoli, nella base diciamo così ci sono gli zoccoli, magari è una cosa simpatica, e tutti gli affreschi rappresentano Diana. Ci stiamo spostando nella sala degli eventi, mi dicevi, vero? Esattamente, la sala più grande, la principale, che si chiama Sala Rossini. In realtà ora si chiama Sala Rossini, ma una volta si chiamava Sala Napoleonica e ci devi dire perché. Non lo so. Sì che lo sai. No, non me lo ricordo più, sono veramente... per le api, ok, sì, è vero, è vero. Era simbolo napoleonico perché nelle tende c'erano le api e la sala è ricoperta da api dorate. Esattamente, api notone placate di oro. Posso prenderne una, porto a casa a fare un po' di miele? Allora, proprio da lì, quindi da lì in alto, dove c'erano le camere all'epoca di Antonio Pedrocchi, si diceva che lui controllasse che cosa facevano gli ospiti qui. Al ricevimento. Sì. Ciao Patavini. Sono dove una volta suonava l'orchestra nel piano nobile della Sala Rossini del Pedrocchi. Questa sera ci sarà un evento, quindi stanno preparando appunto per il catering perché le sale sono a disposizione per gli eventi. Ci sono i 3 spritz che potete bere al Pedrocchi, abbiamo fatto un reel a proposito di questi. P31, lo storico spritz verde, Opera Spritz e Spirito Spritz. Questa è la Sala Rossini, vi faccio vedere le altre sale. Andiamo nella sala egizia? Sì, la mia preferita. Ormai lo imparate. Siamo nella sala egizia, la mia preferita. Perché?
Allora, per il blu spettacolare che ha, da non confondere con la cappella degli Scrovegni, e soprattutto per le statue, che ovviamente non sono originali perché le originali sono ai musei civici del comune di Padova. È stupenda secondo me per tutti i dettagli che ha, appunto a tema egizio, per la loggia. E adesso noi effettuiamo anche diversi eventi, quindi si può affittare, anche la Sala Rossini si possono affittare e si può creare l'evento, insomma, che si desidera. Ad hoc, su misura. Esatto. Con ovviamente un catering buonissimo. Esatto, esattamente. È da dare per scontato quasi. Garantisco. È fondamentale perché è stata costruita ovviamente sempre grazie a Pedrocchi e gli Appelli, ma soprattutto grazie a Belzoni, che era l'unico che all'epoca era andato a visitare l'Egitto e a studiare l'Egitto, e quindi riporta nei suoi disegni tutti i dettagli egiziani. Ispirazione belzonica, quindi. Sempre illuminati dalla bellissima giornata che per fortuna è uscita oggi, siamo nella sala Moresca. La sala Moresca, detta anche Sala degli Specchi, è diciamo famosa perché porta sempre a dei passaggi segreti e soprattutto dietro di noi ci spia, nel vero senso della parola, un arabo. Adesso io vado a scoprire un po' i passaggi segreti, Sì. Proseguiamo il viaggio in queste civiltà, possiamo dire, perché avete visto che ogni sala è diversa, e arriviamo nella sala rinascimentale. Sono in una delle logge del piano nobile del caffè. Alla mia sinistra c'è il Bo, c'è l'università, alla mia destra c'è il comune. È veramente bello. Questa è via 8 febbraio, che è appunto in memoria di quell'8 febbraio dello sparo che c'è stato con l'assassinio dello studente. Siamo in pieno centro storico, tutti conoscete il Pedrocchi, tutti conoscete queste vie. Su quelle finestre ci sono dei disegni molto belli di un sacco di patavini armati. Guardate che bello, un sacco di dettagli. Siamo nella sala di passaggio. Una sala di passaggio che si chiama Sala Gotica, dove potete vedere anche qui dei dettagli molto interessanti, e soprattutto qui vedete che parte il vero museo del Risorgimento e dell'età contemporanea. Sono all'interno del Museo del Risorgimento dell'età contemporanea, potete venire a visitarlo al primo piano appunto del Caffè Pedrocchi. Ci sono diverse sale, diversi reperti, molta storia, veramente bello. Per chi volesse visitare il Museo del Risorgimento, è aperto dal martedì alla domenica. Il biglietto viene 5 euro intero, 4 euro in conto e 3 euro per gli universitari di Padova. Cicchetto per iniziare, gallina padovana e saor, polpettina al sugo, sarde e saor, giardiniera di verdure artigianali con soppressa veneta, polpo scottato su crema di topinambolo, pomodorino confit e terra di olive, polenta e baccalà mantecato, dal ristorante gallina padovana in saor e molto altro, tra cui appunto il tagliolino Pedrocchi che adesso andrò a provare. Il nostro tagliolino Pedrocchi è una pasta fatta in casa, la fa il nostro chef al caffè, con carciofi e un ragù di anatra, che è qualcosa di veramente speciale. Grazie. Noi abbiniamo normalmente a un ripasto della Valpolicello o un amarone di Allegrini. Mi hanno appena portato il tagliolino Pedrocchi, unico che potete trovare solo qua. Pasta fresca fatta in casa con una miscela del caffè Pedrocchi, ovviamente il loro simbolo, la mente del riconoscimento, carciofo e ragù d'anatra tipico delle nostre zone. Io assaggio. C'è un profumo assurdo, ragazzi. Vado. È molto buona. È davvero un'esperienza unica che dovete venire a provare. Il carciofo che non si trova in tutte le forchettate eleva il piatto. L'amarognolo del caffè che resta sul finale lascia quel sapore di sorpresa, di stupore anche al palato, e ti dà un effetto veramente wow. Appunto, come dicevamo prima, il ragù di corte in stile padovano addolcisce, arricchisce, abbraccia il tutto. La menta non si sente troppo, ha anche l'effetto decorativo, però quando vai ad assaggiare il tagliolino toccato dalla menta si sente e merita. Ora finisco il piatto, mi bevo il buon calice di vino e ci vediamo dopo. È arrivato al tavolo lo chef che mi ha preparato questo tagliolino mentre lo stavo assaggiando. È veramente buono, ti faccio i complimenti in diretta.
Grazie. Raccontaci un po' qualcosa del tagliolino e degli Allora, altri piatti. Questo è il nostro tagliolino Pedrocchi, che è fatto con 30 tuorli, farina di grano duro, la nostra selezione caffè Pedrocchi. Abbiamo un ragù di anitra, ragù di corte, tipo padovano, e un carciofo violetto. Ovviamente non può mancare la menta. Infatti è quello che stavo dicendo, ed è molto buono comunque l'abbinamento ragù semidolciastro con la marognolo del caffè e ovviamente il tocco di menta. Ok, Avete anche i vostri cicchetti, so. abbiamo molti cicchetti, Molte ovviamente, proposte. molte proposte. Rimando lo Carne, chef presi- al lavoro che è tutto pieno e lo ringrazio. Grazie a voi, buon proseguimento. A presto. Questo tagliolino mi sta piacendo tantissimo, ovvio, ha un sapore particolare, però vi consiglio di provarlo almeno una volta nella vita. Forse Galatea non lo vuole, ma io lo voglio. E per finire questo piatto magnifico di tagliolini Pedrocchi devo fare una scarpetta. Ci voleva. Nell'attesa mi leggevo e mi studiavo il menù e ho visto che si può regalare un'esperienza Pedrocchi. Io ve lo consiglio come regalo. Guardate. Questo è uno dei nostri cavalli di battaglia, la gallina padovana, la gallina col ciuffo ovviamente, fatta un po' rivisitata da me, ma è fatta, diciamo, la gallina bollita, non per il brodo ovviamente, viene messa nell'acqua bollente in modo che tutto il gusto della gallina rimane dentro. Cotta, sfilacciata a mano, e poi dopo abbiamo il nostro saor, che anche lì, come il sol del mio, aromatizzato con un po' di erbette. Il gusto è buonissimo, insomma è un nostro cavallo di battaglia. E non vedo l'ora di assaggiarlo. Buon appetito. Grazie. Si sente la dolcezza dell'uvetta, si sentono tutti gli aromi che lo chef ci ha narrato in fase di assemblaggio del piatto. È veramente un bel piatto, racconta storia, emozioni, cultura del nostro territorio. Buonissimo. È deliziosa. Adesso non so se ordinerò il dolcetto, ho già fatto scorpacciato, li ho già assaggiati tutti quelli del Pedrocchi, lo vedrete, l'avete già visto, non lo so. Patavini, ho fatto cambio outfit, 2 volte ho messo lo stesso vestito per non farvi accorgere di niente, alla terza no, sto registrando l'ultima parte di questo bellissimo video, di questo bellissimo documentario che uscirà. Spero piaccia anche a voi, vi ho fatto conoscere un po' storia, prodotti e tutto quello che c'è da sapere dietro al caffè storico. Il caffè senza porte nel cuore della nostra città. Sono arrivati anche i dolcetti. Mi bevo l'ultimo caffè Pedrocchi e poi ci vediamo a video finito. Non posso non assaggiare e concludere questo pranzo con la mini torta Pedrocchi, monoporzione di torta Pedrocchi. Torta Pedrocchi, caffè Pedrocchi per concludere questa registrazione. Patavini, ciao!